Per guida ai campionati siamo con Chiara Simeoni. Chiara, 0-0 oggi, comunque un punto in trasferta molto buono. Sì, diciamo che è stata una trasferta lunga, quindi dai, anche se ci va un po' stretto lo 0-0, diciamo che l'avevamo un po' contato, nel senso che potevamo decisamente fare meglio, anche perché nel primo tempo abbiamo spinto abbastanza, abbiamo creato abbastanza occasioni da gol e niente, poi diciamo che loro non hanno fatto granché, però neanche noi non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, quindi diciamo che è andata un po' così così. Il rigore sbagliato da De Martin magari ha condizionato un po' la gara di tutte. Secondo me no, secondo me un rigore si può sbagliare, capita a tutti e quello non ha condizionato secondo me il nostro gioco. Nel secondo tempo le avete contenute, sono uscite molto loro, però siete state brave voi. Quell'ultimo cross però di Monica poteva essere fatto meglio magari. Diciamo che sì, sono leggermente uscite nel secondo tempo, però diciamo che abbiamo una difesa che è molto forte secondo me, quindi abbiamo contenute abbastanza, non hanno fatto nessun tiro in porta per tutta la durata della partita, quindi diciamo che abbiamo avuto una buona difesa anche in questa occasione. E sì, per quanto riguarda la fase realizzativa abbiamo fatto un po' fatica secondo me, anche perché abbiamo avuto una concentrazione soprattutto nel centro del campo, dovevamo maggiormente sfruttare le fasce. Sì, cross della Monica possono venire, possono non venire, cioè capita anche quello, nel senso un cross bello, tac, fai gol, un cross brutto magari non se la fai, però anche lì è questione di allenamento eccetera, verranno, magari è stata anche una questione di sfortuna. Ringraziamo Chiara Simeoni, buon campionato ancora. Grazie mille, ciao!